Vittoria Faro sarà in scena giorno 18 martedì presso la Valle dei Templi con un suo particolare spettacolo. Sì, trattasi in verità della Medea che è stata scritta da Euripide, Seneca, quindi in verità non è esattamente un testo mio, ma è un adattamento, una riscrittura, cioè nasce dal desiderio di raccontare la storia di Medea, che è famosa in tutto il mondo, partendo da un punto di vista specifico, cioè il sacrificio dei figli, il perché del sacrificio di questi figli per sostanzialmente una rinascita dell'umanità, quindi diciamo di buon auspicio, nonostante sia una tragedia. E abbiamo tentato di fare una riscrittura con la mia drammaturga che si chiama Matilde Daccardi, una scrittura a quattro mani e ci auguriamo che possa raccontare, diciamo, anche qualcosa che abbia a che fare con la contemporaneità e quindi con i nostri tempi. Vengono usati due linguaggi differenti, quindi viene affrontata, diciamo, più dal punto di vista del personaggio, viene raccontata attraverso la follia di questa donna, che in questo caso non verrà subita dallo spettatore, ma verrà vissuta e quindi saranno una serie di flashback, diciamo, come in un film, vissuti dallo spettatore, come uno dei migliori film di Lars von Trier, speriamo. E invece dall'altro punto di vista il linguaggio che viene adoperato è la musica elettronica che accompagnerà lo spettacolo quasi come se fosse una costante, cercando di avvicinarci il più possibile al linguaggio dei giovani, degli adolescenti, quasi come se tutto questo potesse diventare una grande festa dionisiaca. Ecco, avvicinandoci il più possibile attraverso queste sonorità al dionisiaco. Questo è il Che contenuto. effetto fa esibirsi nella propria città natale al Tempio di Giunone? Per me è bellissimo perché mi sono diplomata all'Accademia Silvio D'Amico nel 2012 ed è da molto, tantissimo tempo che comunque non mi esibisco ad Agrigento. L'ho fatto, diciamo, per pochissime persone qualche anno fa, 2 anni fa, con uno spettacolo mio al Teatro della Posta Vecchia ed era mio grande desiderio e ho fatto un tentativo per più di 2 anni. Finalmente ci sono riuscita a ottenere una data alla Valle dei Templi perché mi sembra giusto e doveroso portare le tragedie greche in un luogo magnifico come quello che noi abbiamo. Quindi mi auguro che insomma questo sia l'inizio di un lungo percorso dove alla Valle dei Templi si possano fare anche delle rappresentazioni che abbiano a che fare con la tragedia greca.